Amici di Sportisidi, buonasera e buon mercoledì sera qui da Marco Genduso per commentarvi la prima sfida della Coppa Italia Serie C2 che vede scendere in campo il Palermo Futsal Club e il Real Sports. Due formazioni che si conoscono anche molto bene, quest'anno non si sono affrontate neppure la passata stagione, però una storia che li ha visti affrontarsi in tantissime occasioni nelle passate stagioni tra Coppa Italia e campionato di Serie D, dove entrambe le squadre hanno sempre dato tanto spettacolo. Nel frattempo ci godiamo questo momento. Occorre rispondere a gran voce dopo la bruttissima sconfitta contro il Pioppo in campionato. 8-2 risultato per chi non avesse seguito la sfida, ma siamo sicuri come sempre che tutti voi, tutti quanti amanti di questo magnifico sport l'abbiate seguita. Nel frattempo conosciamo il quintetto iniziale, tra i pali i dubbi erano ben pochi alla vigilia, a parte Peppe Calì. Lo inquadriamo in questo momento, sta toccando i pali come suo solito, poi lì davanti gioca Gennaro, sugli esterni vediamo Nicchia e Franco, in difesa come centrale vista l'assenza di Lorenzo Chinnici, scende dal primo Emanuele Fiorentino, vediamo come si adatterà al ruolo. D'altra parte invece vediamo con la 10 Gabriele Abruscato, con la 6 invece scende in campo Giuseppe Miccolo, poi vediamo con la 18 Simone Domino, con la 5 invece Dario Cirincione, tra i pali invece Scialabba. Queste dunque le scelte di Mister Lembo, con il capitano Cumbo, così come capitano Vito La Fiora in panchina. Nel frattempo si attende il fischio da parte del signor Contres, che arriva adesso e inizia anche il match con il primo tocco subito alle parti di Cirincione. Miccolo Abruscato, subito pressione alta da parte di Gennaro, e poi Mister Gentile chiama subito una pressione piuttosto alta, dicendo forse cercando di non fare quell'errore magari contro il Pioppo. Forse l'intensità non ha portato di fatti ai risultati sperati, con il Pioppo che invece è andato subito avanti nei primissimi istanti del match. Nicchia, scontro con Abruscato, però c'è un intervento irregolare e dunque fallo probabilmente di Gennaro, che Nicchia è arrivato dopo. Dunque primo fallo subito dopo 45 secondi, cerca di chiudere Franco, pressione su Domino, taglia il campo, Cirincione molto bravo tecnicamente, scivola un pizzico. Nel frattempo ricordiamo come il Real Sports abbia iniziato benissimo la sua stagione nel girone B, sempre di Serie C2 chiaramente, con il primo posto, migliore attacco, migliore difesa, insomma una squadra che sta facendo benissimo in quel girone. Adesso invece affronta la terza della classe del girone A, il Palermo Futsal Club. Era la prima fino allo scorso turno, ma ricordiamo, la sconfitta poi ha permesso al Pioppo e all'Altofonte di superarli in graduatoria. Nel frattempo Franco va dietro verso Nicchia, può puntare il 17, ci pensa un attimo, poi torna saggiamente dietro Franco. Gennaro si appoggia dalle parti di Fiorentino, centrale imbucata, buona qui l'idea per Franco che vuole il dribbling, fermato da Miccolo, poi Abruscato. Adesso si gioca dunque per quanto riguarda il Real Sports con un pivot che non è forse un pivot di ruolo, perché Abruscato è un giocatore che gioca più laterale, invece lo stiamo vedendo lì davanti. Miccolo va a girarsi, Nicchia sempre molto attento anche in fase difensiva. Fiorentino qui si incespica sul pallone, voleva una delle sue solite giocate, questa volta non ha funzionato e dunque palla in rimessa tale quando sono passati 120 secondi. Già vediamo subito alzato su John, andrà Domino, ex Real Termini, lascia lì il pallone, una battuta veramente forte in mezzo per cercare il taglio. Si era effettivamente staccato in questo caso il compagno Miccolo, ma nulla da fare. Fiorentino, Franco scarica e poi si inserisce Gennaro, palla di torno non è pulitissima. Nel frattempo in panchina c'è Antonio Pisani, lui che sa bene come segnare a questa formazione, l'ha fatto una partita probabilmente storica, rimasta probabilmente negli anni. Franco cerca il pallone dentro, fermato, palla che rimane lì, Franco cerca di calciare, si chiama con calcio di rigore. Non è, per il direttore il signor Contreras dice di continuare. Dicevamo una partita storica quella di Pisani, dove riuscì a realizzare in trasferta, quindi al campo del Real Sports, Cefalù, ben 6 reti con una rimonta impressionante su tutti, anche Chinnici e Sujon a fare una partita superlativa, così come tra i pali c'era un portiere che oggi invece sta attualmente facendo il servizio d'ordine, ovvero Peppe Velardi.
Franco, il taglio da parte della squadra rosanero con Nicchia che riceve il pallone. Fiorentino può tagliare, buon dribbling, taglia la difesa, poi calcia! Deviazione, buona qui l'occasione creata da Emanuele Fiorentino. Per lui al momento 4 partite, 4 gol. Non è partito male l'ex Athletic Club Palermo. Palla alta, Gennaro al volo, si coordina anche bene, palla fuori. Pronto Gennà? Sali Gennà! Quasi tutte le squadre di C2 stanno scendendo in campo proprio quest'oggi per il proprio turno di coppa. Non ha fatto invece così il Pioppo, che nel match di ieri intanto probabilmente c'era un fallo qui non fischiato adesso, ma con netto ritardo, era molto vicino il signor Contreras. Nel frattempo Domino a colloquio con Fiorentino. Nel frattempo tutto ok per Gennaro che si è rialzato, calcio di punizione, dicevamo. Scenderanno in campo tutte oggi le squadre di C2 tranne il Pioppo, che ha vinto ieri in trasferta contro l'Oratorio Cosme Damiano, tra l'altro prossimo avversario del Palermo Futsal Club in campionato. Risultato di 3-4 con un rigore parato anche da Filippo Quartararo su Giordano, che sarà il grande ex della sfida questo sabato, ma non solo, perché anche Domenico Ienna in gol ieri scenderà in campo. Gennaro, buon lavoro, si gira col tacco, poi Scialappa viene anticipato, poi si lotta ancora, questa è troppo alta, Fiorentino riesce a scaricare verso Franco, non calcia, poi Nicchia si allarga, forse perde il tempo della giocata, la tiene lì, ma sarà bellissima già da Nicchia in mezzo a due, perde il pallone, però peccato perché qui aveva fatto veramente una scelta corretta Nicchia. Al momento contento mister Gentile dell'inizio dei suoi, effettivamente abbastanza propositivo. Nicchia scambia con Emanuele Fiorentino, taglia verso il centro del campo, va a rientrare, Cirincione gli dà fastidio, poi c'è Franco che riceve il pallone in questo momento, c'è il taglio di Nicchia dall'altra parte, Franco però vuole puntare, poi cerca l'imbucata, palla che non passa, Nicchia ancora una volta si allarga forse un po' troppo, poi riesce anche a calciare, Scialabba mette il piede, ma che personalità questo ragazzo! Vale sempre la pena ricordare l'anno di nascita di Alessandro Nicchia, 2005, ancora veramente un ragazzino. Gennaro imbucata verso Franco, era una bellissima idea, anche mister Gentile è d'accordo con la nostra valutazione, perché effettivamente stava per creare una situazione da gol piuttosto interessante. Poi Scialabba invece con i piedi sto bravissimo ad intervenire, nel frattempo si è alzato alla panchina Gumbo, potrebbe essere il primo cambio per il Real Sports. Fiorentino, deviazione doppia, però è calcio d'angolo con l'ultimo tocco di Abruscato, sarà dunque corner. Palla alta verso Franco, aggancio delizioso, rientra, calcia verso la porta, c'è una deviazione, sarà quindi rimessa laterale. Buon inizio da parte di Rosanero dopo 6 minuti e 40, abbiamo visto praticamente un assedio Rosanero. D'altra parte invece Cefalù Real Sports Cefalù non ha attaccato più di tanto, Calì ancora non si è sporcato neppure i guantoni. Franco e vai, movimento. Anche tu, vede Nicchia, adesso Fiorentino accorcia, ma lui riesce ad andare da Gennaro, ancora Fiorentino, l'ex Athletic Club Palermo, ex Mistral anche. Nicchia si confonde un po' col pallone, poi rientra, lascia lì su Fiorentino, cerca il traversone e palla che non passa. Contromovimento. Quindi rimessa laterale, ma da zona praticamente super offensiva, quindi praticamente un corner imbucata verso Franco, palla che passa sulla pressione di Abruscato, lo sfida sulle dribbling. Adesso Fiorentino apparecchia per Gennaro, esce un po' in pressione timida suo avversario, palla anticipo di Domino, c'è tutto regolare, però si continua. Miccolo per Domino che può puntare la porta, cerca il traversone in mezzo, apparecchia bene per i compagni, ma nessuno arriva sul secondo palo, palla fuori. Mettiamo in 4, Gennaro vieni in 4, Fiorentino, questa è la prima vera occasione da gol anche per Real Sports, con Domino che aveva creato
un invito molto interessante, ma nessuno dei compagni si è ritrovato lì a sfruttarlo, a scartare in rete questo cioccolatino offertogli dal compagno. E dunque si riparte con Gabriele Gennaro, vede Nicchia, palla imbucata, Fiorentino, sovrapposizione del compagno, Nicchia, la palla non va in gol, poi Gennaro è sulla linea, si chiede un tocco con il braccio, ma è l'addome di Miccolo ad avere fermato tutto. Poi Franco si continua a scivolare da Bruscato, regolare sul pallone, poi va in avanti Cirincione, va giù ed è fallo di Franco, non è d'accordo Gennaro. Si chiedeva un calcio di rigore, bisogna riguardare l'immagine perché siete da casa, chiaramente vi ricordiamo che avete la possibilità di tornare indietro e quindi poter visionare meglio. Noi dal campo non ci siamo accorti effettivamente del tocco o meno. Ci fidiamo chiaramente della decisione da parte del direttore Liga, il signor Contreras. Nel frattempo è entrato in campo con la maglia numero 20, Mirko Restivo. Al posto di Miccolo dovrebbe essere, sì, perché è rimasto Cirincione, è rimasto Bruscato, è rimasto anche Domino. Calcio di punizione, Cali spaccata, palla sul Restivo, il primo pallone della sua partita, parecchia per Cirincione, adesso si sbaglia tutto, Gennaro, contropiede, può ripartire il 22, Gennaro cerca la porta! Non la trova, questione veramente di pochissimo, ma fa paura il Palermo quando attacca. Pronti? Vai Ale! Cirincione. Vai, Franco, dai, chiudi. Restivo. Cambia tutto da Bruscato, adesso è lui a giocare laterale ed effettivamente è quello che diciamo. Gennaro, buon lavoro, casca giù, forse fallo, si continua, Nicchia cerca Franco ma non lo trova, però qui sembrava abbastanza evidente l'intervento irregolare, dovrebbe essere cumulativo, vediamo. E ancora a terra Gennaro, è stato un intervento irregolare da parte di Abruscato. Poi Gennaro dice al direttore di gara che effettivamente con il pallone tra i piedi non avrebbe avuto motivo a gettarsi a terra. Effettivamente la valutazione è corretta da parte di Gennaro, ma il signor Contreras dice di no e dunque si deve continuare, nessun intervento cumulativo. Franco, Fiorentino, Nicchia, Fiorentino, con Franco e taglia, entra. Ale! Nazareno Franco cerca l'imbucata sbagliata perché subito buono l'intervento da parte di Bisesi, è entrato in questo istante per Domino. Franco, Fiorentino contro Bruscato, finta sinistro-destra, sceglie il destro, Fiorentino calcia, prende in pieno Bruscato, poi Franco, Gennaro, buona giocata, Franco! Era bellissimo con i tempi corretti i due, ma la palla non è andata in porta anche perché Franco non l'ha impostata bene, ha Bruscato. Nel frattempo non fa cambi mister Gentile, si vuole continuare con questi e poi Fiorentino interviene sul pallone intercettato dopo la pressione anche di Nicchia. Fiorentino va sul destro, calcia! La palla esce non di molto, ma ancora una volta pericolosissimo, nonostante stia giocando centrale, è sempre l'uomo più pericoloso. Nel frattempo time out è chiamato da mister Lembo, ovviamente non è contento dell'inizio da parte dei suoi ragazzi che effettivamente oggi non stanno per nulla giocando, schiacciati dai rosanero di mister Gentile, che invece hanno bisogno di dare forse una risposta a quella che è l'ultima sfida giocata in campionato contro il Pioppo, il 8-2, ben nota in tutte le pagine sportive del futsal, un risultato che sicuramente non avrà fatto contenta la società, la dirigenza, così come i giocatori, e oggi sembrerebbe essere effettivamente un'altra musica, con un atteggiamento in campo che al momento sembrerebbe effettivamente dare ragione al fatto che sia stato semplicemente un episodio. Nel frattempo piccolo time out, io se ci sarà qualche cambio, perché forse dovrebbe entrare Vivarelli, che infatti si è levato la pettorina, ma chiaramente deve aspettare l'ingresso nuovamente in campo di tutti i giocatori per poi poter finalmente entrare quando il signor Contreras fischierà. E infatti fuori Nicchia, dentro Vivarelli, dentro anche Di Chiara, che quindi fa non il suo esordio, però ha fatto veramente pochi minuti nella sfida prima di campionato contro il Jason, fa l'esordio sicuramente in Coppa, però possiamo anche parlare di un mezzo esordio pure in questa stagione. Lui soltanto 4 minuti, dicevamo. E dunque si riparte con Restivo, palla di ritorno, Gennaro può arrivare, poi Di Chiara, finta molto bene, qui poteva forse anche
calciare di prima, ma non se l'è sentita il neo entrato, forse anche un po' a freddo. Vivarelli, destro-sinistro, Di Chiara, ha cambiato gli esterni mister Gentile. Palla dentro, Gennaro, buon lavoro da pivot, si gira, viene murato da Bruscato, poi palla allontanata, Bruscato non la rincorre perché vede che c'è Fiorentino in netto anticipo. Di Chiara, Vivarelli, palla di ritorno per Di Chiara che cerca un Tavestone in mezzo, era interessante questa idea, poi forse fa fallo ma si continua. Organizza con calma, Ha aumentato sicuramente i giri del motore la squadra rosanero con l'ingresso di Di Chiara, che è un giocatore molto molto rapido, alla sua primissima esperienza nel mondo del calcio a 5. Fiorentino, c'è largo Gennaro, poi Vivarelli allo spazio, calcia col mancino, la tocca Scialabba, vediamo, e anche fallo cumulativo. Svegliato, si è svegliato. Toro deve falla al loro. Toro 3. Ed è quindi calcio d'angolo. Vediamo se ci sarà qualche altro cambio, perché al momento sia Gennaro che Fiorentino stanno giocando da 14 minuti continuativi. 2-2. Sono 2-2 i falli. Fiorentino per Vivarelli che calcia, corpo troppo distante dal pallone, palla fuori, non è diciamo che era facilmente anche plausibile. Palla intercettata da Di Chiara, poi ha bruscato, non ci arriva. Qui buon lavoro da parte di Di Chiara che fa vedere la sua tanta velocità, esperienza anche nel mondo del calcio a 11, 0 nel mondo del calcio a 5, però bisogna sempre iniziare. Fiorentino, il taglio di Di Chiara non viene servito, poi Vivarelli sceglie sempre di andare sul suo mancino, tacco Di Chiara. Vivarelli, imbucata, sbaglia da testa, poi prova con un rimpallo, non riesce, Vivarelli lotta, ancora ruba il pallone, poi cerca il passaggio, palla che non passa, buon lavoro poi di Restivo che fa valere il fisico, è stato in campo nel frattempo anche Cumbo, poi ha bruscato Restivo, Bisesi, e palla ancora dentro, l'anticipo di Fiorentino, falloso però, fallo su Cumbo, irregolare, andrà Restivo a battere, ma c'è anche Bisesi molto vicino, Di Chiara invece si allontana. Fischierà lui, il signor Contreras, che conta i passi, vediamo sul punto di battuta Restivo. Vai salendo. Sta corta, ha bruscato. Restivo, buon lavoro qui, poi Fiorentino riceve il pallone, ma fallo di Gennaro, effettivamente sembrava corretto. Gennaro chiede scusa, Restivo. E quarto fallo, infatti bisogna stare anche un po' attenti con quelli che sono gli interventi irregolari. Sono passati soltanto 16 minuti e 30 secondi, come potete benissimo vedere nel nostro scoreboard. Ancora c'è tanto da giocare, ben 14 minuti. Andrà a bruscato, è uno schema per la palla dentro verso la conclusione, poi tentata parata da Cali e Restivo cerca una ribattuta non fortunata sul tiro prima di Bisesi. Cali però è presente. Fiorentino, palla centrale, Gennaro, ma giù uno scontro con Cumbo che era effettivamente andato sul rosanero. Cambi, entrano Lopez e La Fiura per Fiorentino. Aspetta. E Gennaro. Dov'è? E più avanti. Più avanti. Calcio di punizione, effettivamente sembrava leggermente più avanti, almeno dal fallo ricevuto da Fiorentino. Andrà Vito La Fiura, il capitano appena entrato, schema con Lopez, apre dall'altra parte, Vivarelli sinistro, cercato, ottenuto, poi La Fiura, calcio non è dei migliori, Di Chiara, vai dentro La Fiura, poi Vivarelli, palla un po' rischiosa da parte delle 23, Vivarelli esce benissimo, che giocata di Vivarelli, poi La Fiura si gira col mancino, può calciare,
deviazione ottima da parte della difesa con l'ingresso in campo di un altro calciatore. Si tratta del numero 4 Pito Damiani. Tempo fallo cumulativo, dovrebbe essere 3-4 al momento. Si gira tanto da entrambe le parti con tanto turnover. La Fiura, Lopez, Movimento, Lollo. Anche tu, Vito. La Fiura, Continua, di continuo. Vivarelli sceglie di andare sempre sul suo sinistro, che al momento sembra essere molto caldo. Alza la testa. Un assist nell'ultimo scontro con il Pioppo. Palla dentro, Damiani, Vivarelli ancora indemoniato, grande inizio di partita, poi Lopez si accontenta della rimessa. Mettiamo in 4, vai all'infinito, Lollo. Oh, pronto Vito, via spazio, sali. Okay, Lopez, vai. c'è vicino a lui Di Chiara, riceve il pallone, si inserisce, taglia dentro Lopez. Cerca lo spazio vuoto, Andri. La Fiura, Lollo. Andiamo, continua, Luca. Continua, Lopez, Di Chiara. Palla dentro, 1-2, Di Chiara può calciare! Cialaba super, nega il gol, il primo in maglia rosanero, ma grande azione qui con Lopez. La Fiura, intercetta il pallone, Di Chiara, cerca il taglio, sbaglia tutto, Vivarelli, ruba l'ennesimo pallone, tacco verso Lopez, adesso è controllo totale di rosanero. Di Chiara, Lopez, c'è il taglio di Di Chiara, se è servito però il capitano Vito La Fiura. Vivarelli, Entra Luca nel pallone, Luca. Me lo tocchi. Di Chiara, Buon calmo. Lopez. Entra, via lo spazio vuoto, Ragazzi, me lo Anche tu, tocchi. Vito, guarda che si sta aprendo. La Fiura, Lopez, Forza, sacrificio, perde Lollo. forse un po' tempi di gioco qui il Trep, cerca il passaggio verso La Fiura, sbagliato perché Restivo riesce a intercettare, poi sul raddoppio di Lopez mette la palla fuori, calcio d'angolo. Chiama lo schema Vito La Fiura. Subito. Vai, devi entrare, bello Lele. Entri per Andrea. Nel tempo sta per entrare Pisani al posto di Di Chiara. La Fiura, schema verso Vivarelli, sceglierà sicuramente il mancino, ma questa volta saggiamente non sceglie nulla e torna dietro Di Chiara per Lopez. Faglielo sganciare. Era un'idea giusta, però forse non è fatta al meglio. Palla verso Kumbo, lotta Vivarelli, poi raddoppio di Di Chiara. Faglielo sganciare e sali di nuovo. Luca, sei in difesa, Luca. Va bene. Lollo arriva. Nel frattempo si inserisce qui Bisesi, Lopez non lo fa passare, però è rimessa laterale, non dovrebbe essere fallo. Un po' di proteste anche da parte della società rosanero, lo vedete infatti presente come sempre sulla meravigliosa scalinata, paragonabile quasi a quella dell'Ariston di Sanremo. Nel frattempo Lopez, La Fiura, Bravo, Vi. Anche tu, Andri. Di Chiara. Non la fermiamo la palla. Vivarelli, palla imbucata nuovamente per Di Chiara, buona idea, un ottimo ingresso in campo da parte del numero 23 che potrebbe trovare qualche gettone in più. Nel frattempo il tunnel della Fiora, si continua, Lopez va al centro, Vivarelli punta l'uomo ma non lo salta, Restivo, poi Kumbo torna dietro. Sembra quasi che il Palermo non ne stia riuscendo a sbloccare la gara che probabilmente meriterebbe fino a questo momento. Di Chiara, buon lavoro. Lopez rallenta forse un po' troppo la giocata, La Fiura, Lopez si gira, Di Chiara può calciare, poi apre verso Vivarelli, palla troppo profonda. Andri, vieni. Vai, fuggi, pure tu. Bravo Andri. Fuori Di Chiara, dentro Pisani, sta per entrare anche Alisu John, lui che è tornato nell'ultima sfida contro il Pioppo. Pressione di Pisani, subito intercetta, può calciare verso la porta, Pisani mette dentro, La Fiora! Funziona perfettamente quest'asse, Pisani inventa, La Fiora trova il gol ed è 1-0.
corre verso la telecamera, sappiamo le tante dediche del capitano La Fiora. Ed è 1-0, ma subito Pisani, lo dicevamo anche se vi ricordate, in quella incredibile partita in cui realizzò 6 gol contro Progredia Sports, diciamo, Pisani come Remida, diciamo che è partito anche molto bene oggi. Occhio che la lancia, Lollo. Restivo. Il pallone è quasi verso di noi. Qui in postazione. Fuori Vivarelli, dentro su John. Buona partita anche per il piccolo numero 7. Sgusciante come sempre. Forse gli è mancato l'ultimo passaggio e forse diremmo anche il tiro. Su John. Vedi dove va? Pisani. Pure tu, con pazienza. Anche La tu, Fiura. Sacrificio, forza. Lopez. Lo puoi bloccare. Su John. Blocca, vai verso il centro. Vai verso il centro. Pisani, buon lavoro qui sul blocco di Sujon. E poi la Fiura lotta con il suo avversario. Guadagna comunque la rimessa il Palermo con Antonio Pisani. Sujon, Lopez. Pisani. Entra, un po'. cartellini a cavo. Si scontra con Domino. Poi forse fallo di Bisesi. Anzi no, di Damiani, chiedevo scusa. Però non c'è nulla per il diritto di gara. La Fiora. Si crea lo spazio. Sujon. Avanza il numero 8. Tornato dopo un lungo infortunio. Ha parlato infatti in settimana ai microfoni proprio della società dicendo di non essere ancora al 100% ma che sta lavorando per esserlo. Nel frattempo non c'è un tocco, sembrava di sì. Minuto 24, dunque si continua a giocare, palla dentro verso Miccolo che avanza diversi metri davanti, poi cerca il taglio verso Damiani, ancora Miccolo, Restivo, Domino, allarga l'ex giocatore del Real Termini su Restivo che cerca una conclusione, viene murato da Lopez che si era girato ma ha perso troppo tempo forse l'ex oratore San Giovanni Battista. Pisani verso Lopez, buono qui l'aggancio, c'è forse il taglio ma torna dietro, scelta forse non correttissima. La Fiura per Pisani, si gira Pisani, mette ancora dentro, tocco morbidissimo verso la porta, calcio d'angolo. Nel frattempo forse dovrebbe uscire nuovamente la Fiora per Gennaro, vediamo se questo è il cambio, se abbiamo captato giustamente le intenzioni di mister Gentile. Su John, battuta sbagliata qui del corner. La Fiora. Dai. Su John. Suola, punta, Pisani. La Fiora, su John allo spazio, potrebbe anche calciare, apre tutto verso Pisani che cerca un passaggio di ritorno. Era una buonissima idea quella del numero 12 ex Veco e Isola, non andata però a buon fine. Se tu vai direttamente La Fiura, apertura 1-2 con Sujon, si stava per concretizzare questo dialogo un po' lungo nelle distanze, ma corretto sicuramente nella realizzazione. Sujon con Pisani, cerca anche lui il passaggio, non riesce. Sujon torna dietro saggiamente, attacca lì, mette un po' di difficoltà a Lopez, tiene comunque non c'è la pressione alta da parte del Real Sports che lascia giocare, lascia correre il 3. Ok, vediamo dove come. Lopez, Pisani, c'è il taglio di Lopez, è servito adesso, vediamo se da palla di ritorno. Lopez lotta, un rimpallo, la Fiora si stava per prendere il Restivo. Sujon, Pisani, c'è la sovrapposizione di Sujon che arriva forse con un qualche attimo di ritardo. Lopez, c'è un po' di confusione nella manovra rosanero, un po' di lentezza, scivola, Damiani si scontra con Sujon, copre il pallone, Lopez, la Fiura, Sujon, al momento è un controllo totale da parte di rosanero, però il risultato al momento non sta rispecchiando ciò che stiamo vedendo in campo. Dai, non rinculare sempre! Senza fallo! Perché se dovessimo parlare di un risultato con le tante occasioni avute per il rosanero al momento sarebbe ben più ampio, non sicuramente di 1-0. A tempo Riecco in campo, Cirincione anche abbruscato,
per questi ultimi 2 minuti più 1 di recupero per il time out che verrà dato. Domino, Miccolo, si è ricostruito un po' il quintetto iniziale dell'Era Sports, forse il migliore possibile. Domino lotta con Sujan, buon lavoro, poi brutto fallo. Ovviamente ha sbattuto la faccia nel modo di andare giù Sujan. Fuori la Fiora, dentro Gennaro. E quinto fallo, dunque dal prossimo sarà tiro libero, però il tempo è veramente poco. E abbiamo anche visto come il fischietto da parte del signor Contreras è un po' all'inglese, quindi tende a fare giocare. Lopez verso Sujan. Pisani cerca forse un intervento, vediamo, scarica su Lopez, Gennaro. Sujan. Lungolinea verso Gennaro, si gira benissimo, Gennaro può calciare. Gennaro! Scialabba risponde perfettamente. Poi le dribbling, qui la potenza di Pisani non riesce a fermare però l'avanzata verso Domino che salta l'uomo, ne salta uno, non il secondo, e Lopez è scivolata verso Gennaro, ha bruscato alla meglio del rimpallo, poi palla a centrocampo, può calciare, Miccolo se la costruisce benissimo, Cali rimane in piedi fino all'ultimo. Che partita! Già con il quinto di movimento ed è Bisesi a farlo, perché questi ultimi 90 secondi probabilmente della fine del primo tempo. Miccolo, Cirincione allo spazio che gioca la punta, Gennaro, brutto fallo ed è tiro libero, ed è anche l'utile del rosso per Cirincione, era l'ultimo effettivamente. Gennaro era lanciato in porta, adesso è tiro libero, andrà Gennaro, ma soprattutto Cirincione salterà la gara di ritorno. Sul dischetto del tiro libero vediamo Gennaro, non è stato fortunato nello scorso match, vediamo se lo sarà adesso. Andrà Gabriele Gennaro, ritorna tra i pali Scialabba. Nel frattempo Gennaro sarà anche molto carico perché l'ultima volta non l'ha calciato benissimo, o forse i meriti sono anche di Cosimo Maggio, in realtà bisogna anche dire la verità. Nel frattempo ricco in campo anche Franco al posto di Lopez per questi ultimi secondi, mancavano 90, mancavano 60 forse in realtà, però vediamo quanto poi ci sarà da recuperare. Andrà Gennaro, caricato anche da Peppe Gali tra i pali, che gli dice di calciare bene probabilmente. Sicuramente si saranno allenati in settimana dopo i 3 errori consecutivi contro il Chioppa, poi il quarto invece realizzato da Fiorentino. Ma adesso è Gennaro a battere, lui che vuole la responsabilità, probabilmente ci aspettiamo un tiro molto potente, perché è un calciatore che fa della forza fisica sicuramente l'arma migliore. Il signor Contreras sta contando i passi, fa allontanare anche Domino molto vicino, c'è Restivo, ha bruscato, ma la sfida adesso è Gennaro contro Scialabba. Andrà Gennaro dunque, lo guarda fino all'ultimo, va Gennaro, Scialabba addirittura la blocca, incredibile l'intervento del portiere, si continua, palla verso Abruscato, palla però direttamente tra le braccia di Calima. Nel frattempo è ritornato in campo anche Fiorentino, dunque Fiorentino, Pisani, Gennaro e Franco di fuori su John in questo caso. Pisani vuole la porta 2 volte, poi rimpallo, Scialabba non ha fretta di battere chiaramente, palla lunga, Fiorentino chiude in tackle, bella giocata, Fiorentino rientra, salta tutti, va giù, non c'è nulla per il dietro che si continua, Restivo allarga verso Domino, Gennaro con la suola chiude tutto, poi apre verso Pisani, un 3 contro 1, anzi 4 contro 1, non lo devono sbagliare, Pisani per Gennaro, Scialabba ancora una volta miracoloso, ma stanno sprecando veramente troppo i rosanero adesso. Abruscato allontana più che può, la tiene pure in campo,
Calì, ma il tempo non c'è. Dopo 33 minuti finisce il primo tempo, risultato di 1-0, un grande Palermo, però sembra che qualcosa non va bene e chiaramente ci riferiamo alle tante, troppe occasioni da gol avute e non sfruttate al meglio. Nel frattempo noi vi ricordiamo di rimanere sempre qui connessi perché solo sui canali sportivi il secondo tempo in esclusiva della sfida. A dopo! La squadra ha fatto mezz'ora veramente importante nel primo tempo, come devo dire ultimamente ci sta capitando spesso. Non siamo riusciti a trovare gol, ma poi diciamo, durante la pausa del primo tempo ho detto alla squadra di mantenere la calma, continuare a giocare e poi lo sappiamo, il calcio è fatto di episodi. Nel primo tempo non siamo andati al nostro favore, nel secondo tempo sì, abbiamo ottenuto una vittoria importante contro un'importantissima squadra che quest'anno ancora non aveva perso, quindi grandissima prova di maturità da parte di tutto il gruppo, veramente sono soddisfatto e sono contento del lavoro che stanno facendo i ragazzi. Il CUS lo conoscevamo, è una squadra molto tecnica che se gli lasci spazio e tempo sa giocare, però diciamo, l'abbiamo preparata in un certo modo, soprattutto nel primo tempo siamo stati bravi proprio a non farli giocare, poi nel secondo tempo abbiamo sfruttato un pochettino la profondità che dopo il vantaggio potevamo sfruttare, abbiamo gli uomini per poterlo fare, quindi siamo stati bravi. La rosa a disposizione mi consente di poter giocare in diversi modi. Nelle ultime partite abbiamo trovato un buon equilibrio in questo modo, però la squadra si può esprimere benissimo al 4-3-3, si può esprimere benissimo in quest'altro modulo. Poi alla fine non sono i numeri che contano nel calcio, ma poi sono i principi, e noi i principi che sviluppiamo a prescindere dal modo di partenza non cambiano, quindi devo dire bravi ragazzi che si sanno sempre adattare alle varie situazioni. Noi dobbiamo solamente pensare al nostro e fare il nostro dovere. Oggi era una partita importantissima, seconda contro terza in casa nostra, l'obiettivo era vincere, ci siamo riusciti e quindi andiamo avanti per la nostra strada. Verificheremo, ha preso una botta ma già veniva dalla settimana scorsa, diciamo, con un piccolo problemino, speriamo non sia nulla di grave perché sarebbe il colmo aggiungere un altro giocatore al roster di giocatori che abbiamo già fuori, ma se il risultato è questo, chi va in campo fa bene, quindi non ho nulla da temere. Ecco. Siamo partiti benissimo, li abbiamo messi sotto, non c'è stata quasi mai partita, poi fortunatamente l'ho sbloccata dopo un bel po' di tempo, dopo non segnavo da tanto. Fortunatamente l'ho sbloccata e poi avete visto tutti quando dalla partita 4-0 che non ammette repliche. Nei primi 20 minuti abbiamo fatto la partita noi non abbiamo mai rischiato, poi loro sono venuti fuori, però non sono mai stati pericolosi, quindi poi ripeto sbloccandola siamo stati bravi poi a fare anche altri gol. Capolista per la notte sì, speriamo domani che il Valderice ci fa un bel regalo, però ancora il campionato è lungo e si vedrà, i conti si fanno alla fine. Il gol a chi lo dedico? Lo dedico ai compagni di squadra, alla società, ai compagni di squadra, ai ragazzi infortunati pure che stanno soffrendo, che sono qua pure, e appena rientrano saremo ancora più forti, quindi lo dedico un po' a tutti, società, giocatori, chi non gioca e anche a me stesso. Veniamo da una partita bella tosta di Castellammare del Golfo, e dove questi ragazzi fino all'ultimo hanno tentato sempre di far gol, e ci poteva stare che subentrasse un po' di stanchezza, però hanno sempre cercato di passare in vantaggio. Abbiamo trovato una squadra che si è difesa anche abbastanza bene, forse abbiamo spiegato un po' nella prima parte, nei primi 25-30 minuti, tante palle gol. Non so se perché dalla mia panchina se c'era qualche fallo da rigore, non lo so, questo lo lasciamo dire a voi o a te che se stavi riprendendo la partita, se c'era stato qualche contatto o meno, però sono orgoglioso di questi ragazzi perché ancora una volta hanno cercato fino all'ultimo di portare un risultato positivo, e nel finale abbiamo rischiato grosso su una ripartenza loro dove meno male che non hanno trovato la porta e hanno tirato leggermente fuori dalla porta. Un campo abbastanza ostico, con una squadra che è stata costruita pure per qualcosa di più importante, perché tra quelle insieme
Gela, Atletico Palermo, lo stesso Sciacca. Una squadra che è stata costruita per stare nei piani alti, per cui andremo in un campo difficile, però abbiamo 4 giorni per riprenderci, riposare, rimetterci a posto e andarci a giocare la nostra partita come abbiamo sempre fatto in ogni campo. Siamo tornati live intanto per commentare questo secondo tempo, 1-0 il risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante nella sfida tra Palermo Futsal Club e Real Sports Cefalù. Un episodio importante, quello dell'espulsione di Cirincione, importante sia per la partita in sé ma anche per la prossima sfida, perché ricordiamo che nella gara di ritorno il calciatore non sarà a disposizione di Mister Lembo e di conseguenza una grossa assenza. Nel frattempo un cambio tra i pali, perché Sheshab, probabilmente il migliore in campo dei suoi, il della palla dentro Giacomo Cosentino. Poi vediamo il restivo, Domino ha bruscato 1 minuto di 4 giocatori, quindi in numerica, poi si ritornerà a 5 contro 5. Nel frattempo invece per il rosanero vediamo la Fiura, Gennaro, no, la Fiura, Vivarelli, Fiorentino e Nazareno Franco. Si comincia dunque con il primo tocco di Fiorentino e Vivarelli. Si difendono, poi calcio verso la porta, deviazione, sembrava quasi gol. Tiro di Fiorentino che ci ha ingannati. Vivarelli, Fiorentino. Vuole lo spazio, Luca Vivarelli calcia! La palla che rimane lì sulla linea e la blocca Cosentino. Franco si mette davanti, poi pallone regalato allo stesso ex mister, ma subito 2 grandi occasioni. Poi Fiorentino ancora spreca malamente con mister Gentile, che era, per utilizzare un eufemismo, molto arrabbiato con il 27, voleva sicuramente che la giocasse meglio. Vivarelli con il petto tiene lì, poi Vivarelli cambia molto bene il gioco verso Fiorentino, allo spazio, questa volta decide di scaricare verso Vivarelli. Fiorentino, ancora Franco che la controlla malissimo. Rientra in campo Bisesi, nel frattempo restivo. Bisesi, aggancio non dei migliori, o meglio il passaggio non dei migliori. Franco pressa molto alto. Bisesi, palla centrale, Domino, poi con rimpallo favorisce Vivarelli, poi la Fiura, dove palla di la Fiura, calcio! Dove l'ha messa? Vito la Fiura, doppietta, il capitano sotto l'incrocio dei pali, fa 2-0, un altro cuore verso la telecamera. Una palla perfetta di Fiorentino, la Fiora si è girato con il mancino, l'ha messa sotto l'incrocio, non poteva fare veramente nulla Cosentino. Buona Vito! Si torna dunque in campo con Domino, ha bruscato, sceglie l'interno su Vivarelli e poi taglia tutto, si confonde un po' col pallone, poi Fiorentino gliela ruba, ma restivo è in anticipo, molto bene, rimessa laterale. Poi la carica anche delle team manager, Filippo Alario come sempre carichissimo nelle suonare un po' sull'attenti tutti quanti. Vivarelli, la Fiura, c'è il taglio di Vivarelli ma lui decide di appoggiarsi da Fiorentino, autore di un assist, quello precedente sulla Fiura, il primo invece è stato realizzato da Pisani. Vediamo se entrerà nuovamente in campo il 12, crediamo di sì, anche perché sembrava piuttosto in forma. La Fiura, Vivarelli, si inserisce il capitano, poi palla intercettata da Bruscato che gli nasconde, poi il pallone ha bruscato Vivarelli ancora una volta. Quanto sta lottando Vivarelli quest'oggi? È sicuramente tra i migliori in campo il piccolo numero 7. Fiorentino per Franco, buono il taglio, la tiene comunque lì, poi il dribbling, Cosentino in anticipo. Vivarelli a 1000 ancora una volta su Domino. Che partita di Luca Vivarelli quest'oggi. Gli manca il gol o l'assist, ma poi tutto il resto è veramente incredibile, encomiabile nel suo atteggiamento. E pensare che soltanto un under nel frattempo rimessa da lei per il Sports. Messe più andrà Bisesi.
Da dove vi prendono? Ha bruscato. Restivo. Dribbling è trovato da Bisesi su Franco, che prima non si fa saltare, poi prova un dribbling, non gli riesce però. Fiorentino. La Fiore, lui l'uomo più difensivo adesso. Vivarelli per la Fiura, palla dietro verso Franco che può calciare, le finte sul destro, calcia! Cosentino allunga poi Fiorentino, finta ancora Fiorentino direttamente sulle gambe di Restivo. Poteva sicuramente calciare prima qui l'ex Athletic. Vivarelli sbaglia il passaggio, poi Franco taglia la strada a Restivo. Fiorentino cerchiamo lo spazio vuoto. la Fiura, non c'è spazio. Vivarelli, palla di ritorno, non è una brutta idea, non ci ha creduto però il capitano Rosanelli. Bisesi ha bruscato, prende in pieno la Fiora qui. Vivarelli aveva lasciato solo Bisesi, adesso invece c'è dall'altra parte Domino. Ha bruscato Restivo, taglio in avanti, Fiorentino taglia strada. Calì verso la Fiura. Fiorentino. Vivarelli. Va giù, fallo. Gli ha bruscato, chiede scusa. Fiorentino batte rapidamente sulla Fiura. Allarga Franco. Palla di ritorno, prende però Domino, poi ancora Franco, apparecchia, la Fiura scivola sul più bello, ne ha fatti più difficili quest'oggi. Questo forse che era molto semplice, non ci è riuscito. Poi Restivo lascia scorrere il pallone, si accontenta di dare una rimessa da lei piuttosto che agganciare il pallone e rischiare un dribbling lì. Scelta effettivamente saggia. Vivarelli. Fiorentino, intervento duro ma sul pallone, poi palla che passa, Vivarelli verso la Fiora che calcia! Vito La Fiora ne fa 3 ancora, Vito La Fiora 3 volte, 3-0. Poi richieste anche per il capitano La Fiora, ma conosce benissimo il regolamento interno nello spogliatoio. Tripletta equivale ai dolcini. Nel frattempo 3-0 il risultato dopo 36 minuti. Dentro nicchia, fuori Vivarelli che però era tra i migliori in campo. Nel tempo forse un altro cambio, vediamo, perché mister Gentile ha chiamato Franco. Scivola ancora Domino, si gira bene su Nicchia, Franco è scivolata, poi si scontra con Nicchia, rimessa e gialla. Scarso sei! Mamma mia! Troppo scarso! Domino, pressione di La Fiura, palla a destra per lo scatto da parte di Damiani che prova un dribbling su Franco che non passa. E dunque rimessa con il Fiorentino che chiama Franco, dice non scappare, vieni tu a battere, non io. Dai, destra Simo! Domino, bel aggancio con il petto, avanza, doppio passo, si ferma, sterza di mezza, 2 passa, Domino Franco, poi va giù, scontro con Nicchia, con Franco che saggiamente mette il pallone fuori. Rimasto giù Domino. Signor Contreras ha fermato il gioco, o meglio, dobbiamo essere più precisi in quello che diciamo, perché a fermare il gioco è stato in realtà Franco che stava per ripartire. Nel frattempo sulla panchina potrebbe entrare Pisani perché è alzato, forse per Franco, ma vediamo. Dunque la Sports adesso dovrà restituire il pallone per gesto di sportività, visto comunque
Fiorentino, si riparte dunque dalle retrovie. Nicchia. La Fiura. Franco. Palla centrale, la Fiora anticipato, domino, contrasto con Fiorentino, riesce a passare, domino, è molto veloce, scivolata di Franco ancora, va sul sinistro, Cali chiude la strada e si salvano i rosanari. Cali va a lungo a cercare Franco che è molto rapido, poi torna dietro da Fiorentino saggiamente, sa che la palla lì è una palla in cassaforte. Franco taglia, Franco per la Fiura, poi Fiorentino, palla imbucata verso Franco, prova ad appoggiarsi su Nicchia, palla che però non ne passa, prende forse anche un colpo ma si continua, tutto ok. Miccolo ha bruscato, palla dietro per la Fiora che intercetta, l'ennesimo pallone, poi il passaggio su Fiorentino, bucano tutti, non buca Franco che calcia. Buona idea da parte di Franco, forse anche per non rischiare un controllo e un dribbling. Nel frattempo giallo per domino forse però. Tempo time out chiamato dalla squadra ospite con Mister Lembo che probabilmente dovrà dire qualcosa ai suoi ragazzi che non sta piacendo. Ricordiamo che c'è anche una gara di ritorno da giocare in un campo molto complicato come quello di Cefalù, dove è un palazzetto, e forse andare magari a recuperare qualche gol quest'oggi potrebbe significare giocarsela poi tra le mura amiche con il proprio pubblico in un campo comunque differente per i ragazzi di Mister Gentile, e quindi provare a ribaltare la situazione. Quindi qualche gol quest'oggi potrebbe veramente essere provvidenziale per questi ragazzi. Vediamo come effettivamente entreranno in campo, vediamo invece come risponderà Mister Gentile, che al momento pensiamo sia molto contento della prestazione. Nel frattempo signor Contreras ha già il fischietto in bocca, pronto a fischiare, lo fa adesso e dunque si ritorna sul terreno di gioco, rientra in campo Gabriele Gennaro, per lui 0 gol quest'oggi, ma vediamo se si metterà in proprio o se magari si troverà con Antonio Pisani, che è un altro dei ragazzi entrati adesso. Ha bruscato Miccolo, pressione alta da parte di Fiorentino che non vuole lasciare lì il pallone, poi domino, palla alta, Fiorentino ancora una volta domina anche su questo pallone, poi rimpallo con Damiani, si continua, poi Pisani nasconde il pallone, bella giocata, ne salta un altro, Nicchia rientra, poi Pisani sul fondo, palla dentro verso Nicchia, era giusta quell'idea ma non è riuscita a far entrare Nicchia con Damiani, palla di ritorno, ancora Gennaro, Pisani l'aggancia, Pisani dentro l'area di rigore non riesce a calciare, poi Nicchia la tiene in campo, Nicchia, ed è una grande occasione creata da Pisani, Nicchia, Gennaro, insomma un po' tutti hanno dato il loro contributo. Pisani centrale, Nicchia 1-2, scivolata di Miccolo, poi Gennaro allarga, domino, bravissimo a passare, poi Pisani forse vuole un fallo, non arriva però. Gennaro, Fiorentino, taglio, Nicchia va giù, un po' troppo veemente qui l'anticipo tentato da Gabriele Abroscato. Sarà calcio di punizione quindi con Fiorentino che potrebbe battere, ma vediamo. Ma Fiorentino, c'è Gennaro in barriera per dare probabilmente fastidio a Cosentino, si stacca invece Miccolo, così come Abruscato, rimane dietro invece Damiani e domino. Andrà Fiorentino, è uno schema per Nicchia di ritorno, ancora Fiorentino, cerca Pisani ma trova invece le gambe di Nicchia che rischia forse tanto, un po' spinto da dietro, riesce a passare, che giocata di Nicchia che taglia il campo, va giù, calcio di punizione, nessun cartellino, ma che giocata di Nicchia, gioca facilmente Pisani verso Gennaro, però senza il cartellino doveva far continuare, che il signor Contreras ha rimproverato per
la battuta un po' troppo avanti, però qualche dubbio. Non lo esci, il cartellino può giocare. Dentro ma ti Cumbo nel svegli. frattempo. Io te le devo dire le cose, svegliati. Fiorentino nicchia, ha fischiato. Palla di ritorno, palla ancora dentro per Gennaro, non ci ha creduto il 22. Era stato tutto troppo facile, forse troppo semplice anche per Gennaro. Restivo. Vuole il taglio in avanti, Fiorentino in anticipo, non butta mai il pallone. Pisani cerca di dialogare con i compagni, lo fa adesso trovando Gennaro. Poi cerca un traversone. Fiorentino, intervento irregolare di Domino, forse anche giallo. Di giallo per Domino. Minuto 44, non sappiamo quanti falli sono stati commessi. Vediamo, perché se il quinto il direttore lo dovrebbe dire adesso. Vediamo se effettivamente è il quinto o meno. Dai Ale, segna, dale. Ma Pisani, ma da qui pensare ipotizzare un tiro è un po' difficile. Sono 4 i falli nel frattempo. Ci è arrivata la comunicazione. Quindi Pisani, ma ripetiamo, un tiro difficile da ipotizzare da qui. Schema. Fiorentino taglia, cerca la porta. Soltanto esterno. Sul tiro Cosentino è andato molto tranquillo, battendola fuori. Poi Fiorentino, bene qui a fare scorrere. Nicchia, forse ha fatto un cambio con Lopez. Ora ci cambiamo. Ora ci cambiamo. Lopez. Bisogna cercare di aumentare questo passivo. Che ricordiamo, la gara di ritorno sarà comunque molto dura in un campo diverso rispetto a questo. Gennaro, le finte, va sulla velocità, Gennaro mette dentro, Nicchia! Gol bellissimo, l'avevamo appena detto, serviva a trovare dei gol per essere forse un pizzico più tranquilli nella gara di ritorno. Gennaro ci ha sentiti, ha realizzato anche un grande assist, Nicchia da 2 passi, fa 4-0. E 4-0 poker dunque, minuto 46 di gioco. Si gioca con il quinto uomo di movimento che verrà realizzato da Miccolo. Cerca di stringere un po'. Domino. Restivo. Poi ancora Restivo cercava di aprire verso Domino che si allarga e calcia anche molto molto bene. Poi Cumbo sul rinvio di Calè che voleva cercare di tirare la porta, voleva replicare Francesco Faia o Gianluca Perdichizzi, perché chiaramente se lo ricorda, ma siamo sicuri che lo ricordate tutti per quel gol sempre in coppa. Pisani nicchia bene qui Lopez, poi palla di ritorno verso Pisani che prova a calciare ma non riesce, poi allontana invece come può Damiani, sarà rimessa con i Pisani che si appoggia saggiamente da Lorenzo Lopez. Nicchia Mirko, zona, Mirko. Pisani finta bene verso Gennaro, palla di ritorno per Pisani che non aggancia, arriva Gennaro adesso, ancora Pisani, poi cerca la porta, trova però il piede di Restivo. Vicenza va pronta a dialogare con Lopez, non con Gennaro, chiediamo scusa, chiaramente abbiamo visto male. Palla dentro, Cumbo prova ad autolanciarsi, è molto complicato. Gennaro, Pisani, Suola, ancora Lopez, va da Nicchia, Pisani prova ad appoggiare verso Lopez, era anche una buona idea in realtà quella del numero 12, non è andato in gol, ha fatto un gran bell'assist oggi, ma vediamo se lo troverà. Schema,
non perfetto, poi riesce Gennaro a controllarla col tacco orienta, forse c'è un fallo, poi riesce a scaricare i suoi compagni, ma palla fuori, ha fatto forse il massimo Gennaro. Fallo cumulato. Con calma, gioca sta palla con calma. Restivo si avanza sempre col quinto di movimento fatto da Miccolo, che lo vediamo largo lì con quella pettorina azzurra in contrasto con la maglia gialla invece del Real Sports. Domino, Nicchia chiude bene l'avversario, poi la rimessa in rosanero con Lopez che non vuole perdere tempo. Pisani, Lopez, Pisani, Zona, raga, sempre a zona, Simo. Nicchia, Sta passando troppo, Simo. Uno largo. Fermo lì. Lopez è tornato dietro nel frattempo. Gennaro sbaglia il passaggio, Restivo, buon break da parte del centrale che poi si autolancia, va in avanti Gennaro e poi fallo di Gennaro, anche qui forse qualche dubbio sull'intervento, però il Contreras ha visto così e dunque calcio di punizione. Calcio di punizione quindi. Restivo, passaggio verso Domino, sempre molto cercato dai suoi, è un po' il cervello di questa squadra, molto tecnico, giovane ma con una buona esperienza, nonostante ricordiamo infatti la giovane età, 2005. Con calma e veloce. Domino, Restivo, si gioca tanto con questi passaggi per cercare lo spiraglio, il buco per colpire, poi Restivo calcia, Pisani la tocca, poi Gennaro, la palla già fuori. Devo sballare loro, non noi. Restivo, palla fuori, Domino, Restivo, ancora Domino, c'è l'inserimento di Miccolo, non viene servito, Restivo se calcia, ci ha provato, poi ha capito invece che forse ha troppe maglie rosanero davanti, ha preferito invece tornare dietro da Domino. Palla dietro, poi Domino in buca, sbaglia tutto, Nicchia cerca anche la porta, non l'ha trovata, fuori Pisani, dentro su John. Tranquillo, Ale. Lungo. Domino, ancora Restivo, prova a pressare su John, poi dribbling tentato da Damiani, non riuscito perché Nicchia mette lì il piede, ancora Domino imbucata su John e poi sta per fare praticamente un assist incredibile a Kumbo che l'ha toccata su John, seguito da Cali, avanza poi rallenta e torna dietro. Lopez su John, finta, poi allarga il gioco da Gennaro, ancora Lopez in mezzo verso su John, palla che non arriva poi tra i piedi del numero 8, si riparte dunque con la velocità di Damiani, inseguito da su John, rimessa, sali! Senata di Gennaro su Domino, in buca verso Miccolo, Restivo, Miccolo, poi Domino, ancora Restivo, calcia con la punta, decisamente male, Calì poi non va veloce su John, guarda forse un attimo la porta ma poi ci ripensa. Nicchia, Raga, giochiamo, raga. Lopez, poi Gennaro, la palla rimane lì, Lopez non calcia
Ancora una volta tanta sfortuna Rosanero. Gennaro, buon lavoro, fa tutto solo, palla rimane lì. Ancora Nicchia, lo sponda per Sugiolo che buca il pallone. Poi ancora Nicchia, fa tutto, Beso va giù ed è calcio di punizione, dovrebbe essere, non al limite. Anzi no, forse rigore. Punizione però dovrebbe essere. E batte subito su John per Gennaro. E tiro libero! Vediamo. È tiro libero, no, non è né punizione, non è nemmeno rigore. È tiro libero con Gennaro che lo lascia a Nicchia. Bellissimo gesto da parte di Capello Gennaro. Lo lascia al ragazzino, all'ultimo arrivato, che ha già fatto gol in campionato, in coppa, insomma. È forse il prospetto più di talento di questa squadra. Nicchia contro Cosentino, vediamo come calcia il classe 2005. Velocizza, però velocizza. Se lo hanno. Fischio da parte del signor Contreras, arriva adesso con Nicchia! Non ha sbagliato, 5-0! Alessandro Nicchia fa doppietta. Ha messa lì dove Cosentino non poteva mai arrivare, sul palo lungo, alta, imprendibile. 5-0, serviva dare una scossa, serviva rispondere a gran voce dopo la brutta sconfitta in campionato contro il Pioppo. Oggi è arrivata 5-0. Terzi dolcini. Restivo. Poi scontro sempre Nicchia anche in fase difensiva a dare la sua mano importante. Ha bruscato. Si è entrato in campo per questi ultimi minuti. Ha bruscato. Per sbagliare Restivo. Gennaro va giù. E ride qui Gennaro, un sorriso un po' ironico, però effettivamente qui probabilmente il calcio di punizione, o meglio il tiro libero ci sta, perché ricordiamo adesso d'ora in poi sono tutti. Poi Gennaro la tiene in campo, salta l'uomo, Gennaro a porta vuota, Gennaro fa il sesto gol, 6-0, Capello Gennaro. Adesso allunga ancora di più la squadra rosanero e deve fare questo perché mancano 3 minuti e mezzo alla fine del tempo regolamentare. Nel frattempo c'è un altro cambio con l'ingresso in campo da parte di Patrizio Cangelosi, ma il numero 11. Dicevamo per la sfida del ritorno, una gara molto importante in un palazzetto molto difficile, risultato di 6-0 al momento. Ha bruscato qui Gennaro, fa fallo perché da dietro spinge un po' con il braccio, intervento irregolare. Poi Cangiosi si lamenta un po', dice qualcosa ha bruscato su Gennaro, però la battuta era effettivamente più indietro. Ha bruscato Bisesi, ancora bruscato, sempre Bisesi. Poi Gennaro lotta ancora una volta, dice di no Gennaro, dice di non avere commesso fallo. Signore, calcia la palla e non la ammonisci, cartellini esce quando mi Va di ritorno, c'è Miccolo, però Lopez chiude la strada, c'è anche Calì che effettivamente si pone lì. Nicchia, Lopez, palla lunga e ha bruscato qui, commette probabilmente fallo, ma fa continuare il di gara adesso. Molto dolorante Gennaro. Ma sto giù
Gennaro è molto durato, si tocca il polpaccio, si tocca. Qui mister Gentile cerca di fare valere un po' le sue ragioni, dicendo e 2 volte che i miei ragazzi subiscono un fallo, però tu non fischi. Questo è quello che ha detto mister Gentile. Patrizio, Si è rialzato Gennaro, partita sontuosa per il 22, un solo gol ma tanta qualità, ha bruscato. Salta Gennaro, poi palla fuori. Nicchia. Fuori Nicchia, dentro Nazareno Franco per questi ultimi minuti. Su John. Gennaro la mette giù con il petto, sempre molto elegante. Franco, centrale Gennaro. Fa un grande lavoro ancora una volta, allarga per Sujon, la controlla, Sujon mette dentro, Franco! Se la ritrova lì, 7-0! Ecco la risposta che serviva. 7-0, non è assist di Sujon perché Franco la prima toccata con la tibia, poi la rimessa in campo, potremmo dare l'assist a Sujon, vedremo poi con le statistiche successivamente, però grande giocata anche dell'8 che ha fatto un grande passaggio sul secondo palo, minuto 60 di gioco, va giù Cangelosi, Gennaro ruba ancora una volta il pallone, che partita di Gennaro, è tra i man of the match, salta tutti, Gennaro rientra ancora, poi con il sinistro mentre se la leva lui da solo, Gennaro in mezzo a 2, la tira ancora lì, fa tanta confusione. Mettila giù, Jack. Poi cambio fuori Gennaro dentro la Fiora per questi ultimi istanti di gara. Cambiate il bar. Oh, Ago, devi giocare. Cangelosi, buon duetto qui con Miccolo, ha bruscato. Poi dribbling su Sujon che però non abbocca Cali. Lopez. Siamo arrivati ormai al minuto 61. Il gioco è stato fermo per qualche minuto, infatti c'è un altro po' da recuperare, 60 secondi al termine del match. Cangelosi su Franco, c'è con Cattella l'11. Bisesi, palla centrale, Cangelosi rischia qua tanto perché sul suo controllo a seguire Sujon era molto vicino. Palla dietro verso la Fiora che intercetta, poi Sujon apre col piattone, la Fiora ancora! L'ha sbagliato, poteva darla sicuramente a Nazareno Franco, non l'ha fatto capitano. Cosentino, Lopez scorta questo pallone fuori dalle parti di Cali che addirittura con l'esterno quasi da giocatore glielo dà di nuovo. Lopez il dribbling va tutto solo, doveva darla però decisamente prima Lopez. Quando finisce un minuto Mancano pochissimi secondi, vediamo, guarda il cronometro, il direttore di gara, la Fiora. Già dovremmo essere già oltre il minuto di recupero su John, ma con il mancino Cosentino risponde, poi domino, c'è la Fiora, non si passa da capitano, che cerca anche la porta, la trova, ma va bene così. 7-0, Palermo Futsal Club vince, stravince e convince soprattutto Conti della Sports in Coppa Italia e si riprende dopo la brutta batosta in campionato. Una gara veramente bellissima, giocata in maniera esemplare dalla ciurma di mister Gentile, che aveva bisogno forse di questo tipo di risposte, aveva bisogno di aumentare quella che è un po' l'autostima dopo la brutta sconfitta, e diciamo che quest'oggi è arrivata alla grande. Noi nel frattempo vi salutiamo e vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia. Qui è tutto da Marco Genduso di Sportissimi, vi ringrazio e alla prossima.